Padova è da sempre ritenuta un obiettivo sensibile per il terrorismo a causa degli importanti monumenti e dopo l'attentato a Londra torna lo spettro che anche qui possa accadere qualcosa. Abbiamo affrontato l'argomento terrorismo con Luigi Sposato, candidato sindaco per Padova. Allora, per quanto riguarda la sicurezza su Padova, io credo che al momento la situazione sia abbastanza sotto controllo e c'è un'attenzione alta rispetto a eventuali azioni di terrorismo. Non mi risulta che vi siano degli episodi o delle notizie che possano far preludere a questo tipo di problematica. È evidente comunque che l'attenzione deve essere sempre alta, io credo che bisogna sempre avere un dialogo con tutte le comunità, con tutte le religioni, è importante confrontarsi perché con il dialogo, con il confronto si tiene anche sotto controllo questa eventuale problematica. Poi la scheggia impazzita può anche esserci, può succedere che come in ogni comunità possa esserci la persona che può avere comportamenti non adeguati. Ecco. Quindi credo che un sindaco debba in tutti i modi monitorare e governare il rapporto con le varie anime che comprendono la città e dargli la possibilità, per esempio, che le altre comunità, altre religioni possono manifestare il loro culto in maniera aperta, in maniera trasparente, perché più trasparente è la manifestazione, diciamo, l'applicazione della propria, l'intendimento di portare avanti la propria religione e più sotto controllo potrebbe essere questa potenziale problematica. Zwischenberg Channel News, Padova.